Questa mattina una delle mie piccole ospiti mi ha accolto proprio al momento della colazione, chiedendomi, diceva, Monica, scusa, ti devo chiedere una cosa. Ho visto che hai una casa, una vecchia casa con le finestre rovinate, piene di buchi. Al che ho detto, guarda, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. In realtà non abbiamo una casa tenuta male, in realtà qui a Valgrande abbiamo un picchio passo che ha scambiato le mie finestre per un vecchio tronco. Perché in realtà qui a Valgrande vediamo la presenza del picchio, lo avvertiamo alla mattina, ogni mattina noi per colazione sentiamo uno strano ticchettio, sentiamo come un toc toc continuo, sembra quasi il cigolio di un'anta. In realtà è il picchio che individua delle parti di alberi, delle parti di tronco che è già stato intaccato dal tarlo, quindi all'interno il legno è già abbastanza logorato, quindi facilmente lavorabile. Il picchio crea all'interno il suo piccolo nido e contestualmente al fatto di creare un nido trova dei piccoli insetti che rappresentano il suo cibo. Ma in realtà qui a Valgrande, oltre ai picchi seri, e parliamo soprattutto del picchio rosso, quello che ha un ciuffo rosso, in realtà c'è anche un picchio passo che in presenza di un balcone, di un vecchio balcone, ha visto il legno spugnoso morbido e all'interno di quella vecchia finestra ha fatto un piccolo nido. Questo io questa mattina ho spiegato alla mia ospite, che è andata via felice e contenta perché aveva scoperto qualcosa di nuovo e soprattutto aveva scoperto le abitudini di qualche animaletto a lei sconosciuto. Sempre qui a Valgrande si fanno ogni mattina delle piccole scoperte che diventano durante la giornata il motivo delle nostre ciacole. Il motivo della nostra ciacola oggi appunto era la presenza di questi animali all'interno delle nostre corti che in compagnia di altri trovano nel verde della campagna il loro refrigerio per le giornate estive. La ciacola di oggi è fatta e adesso buona ciacola, ma buon sfuresto a tutti. Ciao!